Duelli a distanza, fuochi incrociati, la campagna elettorale per le regionali è già entrata nel vivo. A dare vigore alle fiamme della brace ci pensa subito Matteo Salvini, che ritorna in Veneto a pochi giorni dal suo viaggio di sabato, nel giorno in cui il suo ex compagno di partito Flavio Tosi annunciava la discesa in campo e l'altra grande avversaria, Alessandra Moretti, lanciava la sua campagna per abbattere il muro del centrodestra a Palazzo Balbi. Ed è proprio contro la Moretti che Salvini lancia lo strale. Lo fa già in mattinata a Radio Padania, rintuzzando la polemica su estetica e politica nella quale era finita la candidata del centrosinistra pochi mesi fa. Di fronte al buon governo di Zaia in Veneto attacca Salvini: capisco il nervosismo della sinistra che ha scelto una signorina piacente, a tratti simpatica, ma per governare una regione e fare funzionare gli ospedali non occorre solo un bel taglio di capelli. E poi chiude: se il PD pensa di fare 2 mesi di campagna elettorale solo di insulti a Zaia vuol dire che non hanno argomenti. Ma la diretta interessata è lungi dal farsi intimorire. Lo dimostra l'attacco che fa negli studi di Antenna 3 durante la registrazione di una puntata di X News. Nel mirino le magliette ormai marchio di fabbrica di Salvini e Zaia. Penso che l'unica maglietta che dovrebbe mettersi Salvini e anche Zaia, con una bella scritta "scusa ai veneti" per tutte le promesse fatte e non mantenute. Niente manuale Cencelli per la futura giunta, aggiunge: voglio persone credibili, autorevoli e molto preparate che abbiano caratteristiche peculiari in termini di rappresentanza. Intanto sabato a Limena presenterà la prima indicazione delle sue alleanze. Dialogo soltanto con chi ha il coraggio di cambiare, dice. Impossibile che ci sia dialogo con Flavio Tosi, anche se lui, il terzo incomodo, può essere un ago della bilancia determinante per il rush finale. E nel frattempo annuncia da Milano, in corsa con liste civiche senza simboli di partito. Dopodiché, continua, se ci saranno altre alleanze con soggetti di centro o centrodestra, l'auspicio è che tutti ragioniamo in termini di simboli civici. Lo potrebbe fare anche riferimento a partiti nazionali, però presentare un simbolo veneto, un esperimento per replicare a Venezia quanto accaduto nella sua Verona.